Buonasera amici e amiche di Mestre Mia, siamo al quarto appuntamento, al quarto incontro. Abbiamo una ospite questa sera che conclude il nostro piccolo viaggio di questa primavera, di queste trasmissioni, rispetto a un tema che era quello della lingua, che era quello dell'istruzione e della formazione, che era quello della scuola. E per ultima ospite abbiamo appunto una dirigente scolastica, quindi una che ha una certa responsabilità rispetto ai servizi scolastici, alla città. Michela Manente lavora qui a Mestre, è dirigente di una delle scuole del centro e ha un'esperienza come dirigente più che triennale, di cui questa sera proveremo a assaggiare alcuni momenti che ci diano qualche input anche sulla vita di questa città, la vita di adesso, insomma, della nostra quotidianità. Comincerei proprio da questo, la tua esperienza, ti do del tu, la tua esperienza come dirigente. Tu, l'abbiamo scritto nella presentazione, sei scrittrice, sei cittadina di Mestre, sei stata insegnante e adesso sei dirigente scolastica, quindi con una responsabilità piuttosto forte. Cosa ci racconti? Volevo portare magari qualche mio scritto, tant'è che guardavo nel mio archivio, visto che avevo scritto un testo che si intitola Cittadina Europea. Ero molto tentata di cominciare, perché credo che attraverso la forma artistica si possa arrivare a una comprensione, a un livello di accoglienza, di comprendersi maggiore, no? L'arte a volte abbatte molte barriere. Questo per parlare un po' di me, sì, della mia essere anche scrittrice. Invece la mia passata esperienza nei fenomeni più interculturali parte un po' da lontano, perché nella scuola mi sono sempre occupata di questo ambito con ruoli diversi, nelle commissioni, come funzione strumentale, nei corsi di italiano per le mamme. Molto importante che le mamme dei nostri alunni possano avere lo strumento linguistico anche poi nell'incontro con la scuola, e poi con i nostri alunni che sono di provenienze molto, molto ampie. Noi abbiamo avuto inserimenti di alunni con background migratorio ormai da 20 anni. E si parlava di percentuali basse. Quando è arrivato il primo studente, allora è molto accolto, molto ascoltato. Anche oggi si accolgono e si ascoltano, ma essendo la percentuale cambiata abbiamo proprio dovuto inserire un sistema di accoglienza e di ascolto dei nostri alunni e delle nostre famiglie. Quindi la mia formazione è ad ampio raggio sulle tematiche interculturali, sono anche abilitata per i test di lingua italiana, quindi ho una delle abilitazioni per fare i test, e in passato ho svolto anche i test della prefettura per il livello A2 per ottenere il permesso di soggiorno per i nostri cittadini che non ce l'hanno. Quindi ho una non formazione... ti sei spaventata ad arrivare in una scuola, diciamo, ad alto tasso migratorio? Non mi sono spaventata perché l'ho cercata io, l'ho voluta io questa scuola. Credo molto che si possa, attraverso dei processi però che sono studiati, stabiliti, verificati e verificabili, studiando anche molto, avviare questi processi in modo che siano virtuosi. Poi quando verremo a parlare delle difficoltà magari vedremo dove è difficile farlo, perché la teoria, la letteratura ci aiuta, però poi la pratica può presentare delle difficoltà, delle insidie che si possono risolvere solo poi affrontandole quasi una a una. Io anticipo una cosa che sembra secondaria, invece è fondamentale. Intanto Michela Manente ha detto l'ho scelta io, l'ho cercata io, che è già una buona apertura rispetto a questo e rispetto al fatto di affrontare una tematica impegnativa di grande responsabilità. Ma l'altra cosa, piccola ma importante, siccome io poi lavoravo in questa città, è che ci sono scuole che hanno avuto dirigenti, probabilmente anche la tua, che cambiavano ogni anno, quindi la difficoltà anche organizzativa
crea, come dire, ulteriori problematiche. Invece tu che hai scelto e che stai lì da diversi anni puoi anche governare, come dire, della progettazione, dei fenomeni, quindi anche la stabilità e l'attenzione, specie per chi sceglie questo tipo di cosa, è fondamentale per il successo. C'è un protocollo comune, regione, ufficio scolastico, in realtà scaduto, come ben sai, che prevedeva una percentuale massima di alunni con background migratorio. Ovviamente questa percentuale è stata disattesa, ma in virtù di questo protocollo alcuni istituti hanno fatto proprio la scelta di mandare in diaspora alcune tipologie di iscrizioni anche con chiusure proposte di plessi. È una proposta che probabilmente vede anche il coinvolgimento del piano politico, potrebbe essere questo un approcciare il problema dal punto di vista politico, ma in realtà per garantire l'obbligatorietà della scuola invece dobbiamo forse ribaltare il fenomeno. Allora si accolgono tutti, le percentuali sono crescenti per una serie di motivi, tra cui il motivo principale che abbiamo strutturalmente un calo del numero degli studenti dovuti al calo delle nascite, ma non a un aumento dell'arrivo degli alunni con background, e rimane invariato, si attesta a livello nazionale al 10%, però cosa vuol dire? Che la proporzione cambia, quindi in realtà nelle nostre classi sono molto di più. Poi in alcune aree scolari, in alcune aree cittadine, in alcune aree del paese si concentrano maggiormente. Quindi diciamo questa scelta politica in realtà prevede la chiusura di scuole piuttosto che un gestire la situazione, perché non credo che si possa risolvere il fenomeno andando a chiudere le scuole, perché comunque la concentrazione in alcune aree ci sarebbe, questi alunni hanno il diritto di frequentare dove loro abitano, per una questione anche poi di relazioni sociali che vanno a instaurarsi, stiamo parlando della scuola del primo ciclo, allora se uno frequenta la scuola del proprio quartiere è ovvio che poi frequenta anche tutta una serie di servizi del quartiere, da quelli sportivi, quelli religiosi, ma poi può incontrare i propri compagni. Se invece si decide che con un pulmino, con i trasporti si porta in un altro quartiere, poi non c'è un inserimento sociale, quindi dal punto di vista antropologico volevo anche a te chiedere, cioè questa diaspora che si era cercata di fare a livello cittadino attraverso il protocollo poi non è funzionale da un punto di vista dell'integrazione di quel ragazzo, parliamo di ragazzi, di bambini, con il proprio quartiere, con i servizi che offre il quartiere. Ormai la città dobbiamo pensarla come divisa in quartieri e ogni quartiere è una piccola città, un piccolo paese. Infatti ci sono due cose da dire. La prima, che l'idea di quel protocollo, nato un po' di anni fa, di distribuire, per capirci meglio, poi non è stata effettivamente realizzata per molti motivi. È stato saggiamente forse consigliato un cambio degli indirizzari in modo tale che alcune scuole avessero delle percentuali che si avvicinavano, ecco, mettiamola così, e questo mi sembra un'idea anche razionale. L'altra cosa che è interessante, perché parliamo di maestre, in questo periodo, chiacchierando in giro, il tema della fuoriuscita di alcuni alunni, della concentrazione di altri, c'è in Italia, in molte città italiane, ma c'è all'estero, negli Stati Uniti, in tante città europee, quindi è un fenomeno, come dire, che se apriamo le finestre, apriamo gli occhi, dovremo in qualche modo affrontare nella maniera in cui è stato affrontato in alcune scuole. Quindi, e arrivo subito a un'altra domanda, abbiamo fantasticato, rappresentato, chiamato questa scuola internazionale, no? Per te cosa vuol dire avere una scuola dell'obbligo che chiamiamo internazionale? Allora, vuol dire avere una scuola che è aperta a molti progetti, soprattutto progetti europei.
Una scuola che crede molto nei gemellaggi, crede molto nell'in-twinning, crede molto nell'educazione linguistica plurilingue, differenziando madrelingue da lingue seconde, terze, quarte e quinte. Per molti di questi studenti con background l'italiano è una lingua seconda, non è la loro madrelingua. Il suggerimento più saggio che si può dire a una famiglia di questi alunni è: parlate la vostra lingua a casa, che è preferibile a un italiano stentato e sbagliato, perché create degli apprendimenti sbagliati. Quindi parlate la vostra lingua. Per questo alunno l'italiano sarà lingua seconda. E poi progetti, diciamo, a livello internazionale. Il nostro istituto difatti partecipa a molti di questi progetti. Ho già citato l'e-twinning. I gemellaggi reali avviati sono con la Germania, poi abbiamo una serie di gemellaggi invece virtuali con la Francia, l'Inghilterra, l'Australia, quindi i paesi anglofoni, e soprattutto un progetto molto interessante, anche questo internazionale, che si chiama SEVAL, che è l'ente capofila dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per le competenze sociali e civiche, perché un ambiente di apprendimento favorevole, dove la relazione è favorevole, crea apprendimenti positivi. Viceversa, dove la relazione e la creazione dell'ambiente di apprendimento non è favorevole, anzi può creare nell'apprendente un ricordo esperienziale di quel momento che gli causa controapprendimenti. Possiamo fare un esempio, no? Molti di noi non hanno la matematica, perché magari quell'ambiente di apprendimento, un professore un po' ostile, un po' rigido, e uno per tutta la vita ritiene di non avere competenze matematiche. Invece quegli esercizi che non riusciva a fare a 13 anni, fatti oggi, risultano di una banalità, perché poi è anche un processo di apprendimento, uno sviluppo a livello cognitivo che in fase di crescita poi è naturale, no? Quindi si sviluppa in maniera naturale nell'apprendente. Quindi la creazione di contesti, di ambienti di apprendimento favorevoli, dove la relazione è favorevole, è il primo degli elementi. Questo progetto SEVAL, capeggiato dall'Università Ca' Foscari, a cui il nostro istituto partecipa, punta proprio allo sviluppo delle competenze sociali. Quindi abbiamo avuto ospiti internazionali, ospiti dalla Romania, dalla Grecia, da Malta, ovviamente anche i colleghi italiani. Abbiamo fatto l'incontro proprio nel nostro istituto per far vedere quali progetti abbiamo poi attivato. Ecco, una cosa che dicevi che mi colpisce, perché poi è un refrain che ci siamo raccontati all'interno degli operatori, di chi si occupa di questi temi, era che il primo livello dell'apprendimento è lo stare bene, cioè lo stare bene nelle classi, lo stare bene con l'insegnante, lo stare bene nel sentirsi un gruppo, insomma, anche in maniera molto semplice e spontanea, come è capitato nelle nostre esperienze, la gran parte delle nostre esperienze, no? Quindi diciamo che lo stare bene è possibile ed è praticabile ed è praticato. E per quello prima parlavo di accoglienza. Quando si accoglie uno studente proveniente dal contesto migratorio, si deve accogliere anche il suo nucleo familiare. Questo lo dicevate già in altre trasmissioni, lo diceva la professoressa Marcheggiani, perché il primo passo è accogliere tutta quella famiglia, tutto quel nucleo, in quanto il progetto migratorio poi compete ai genitori, a mamma e papà. Il figlio lo subisce. Lo può subire in molti modi, lo può subire con una condivisione, allora guarda che ci trasferiamo perché papà vuole migliorare il suo lavoro, vogliamo delle condizioni di vita, o può essere uno sradicamento che gli crea anche delle difficoltà maggiori, non solo di apprendimento. Dove vediamo i maggiori sradicamenti? Probabilmente nella comunità cinese, perché loro credono molto che l'imprinting debba avvenire nella loro lingua, quindi i primi anni li lasciano, magari se il papà si è già trasferito in Italia e anche la mamma, li lasciano con dei parenti, che può essere la nonna, la zia, lo zio.
Poi quindi subisce lo sradicamento in un'età più adulta, comunque all'interno della fase dell'adolescenza, quando lui si è già creato però oltre a una propria personalità anche un proprio contesto sociale, amicale, di relazioni amicali più o meno intense. Lì allora la vivono come sradicamento, e questo cosa gli causa? Innanzitutto che a livello degli apprendimenti, soprattutto dell'italiano L2, un notevole ritardo che è dovuto al fatto che la lingua cinese è molto distante dall'italiano, più distante dalla lingua, e poi ci vuole tempo per poter apprendere anche la lingua della comunicazione, ma proprio vive questa imposizione della famiglia, questo obbligo di trasferimento non condiviso, e quindi poi lui qui non riesce a crearsi un suo futuro. Qual è l'effetto? Molto spesso che viene rimandato in Cina, oppure che difficilmente riesce a raggiungere i livelli più alti dell'istruzione, il diploma, perché l'altro tema fondamentale è quello della dispersione scolastica legata a questi alunni con background migratorio. Se noi non gli permettiamo in fase iniziale attraverso il PDP di poter essere valutati, parlo di secondaria di primo e secondo grado, ragionevolmente in un arco di tempo più ampio, loro alcuni obiettivi faticano a raggiungerli, allora ecco che subiscono dei ritardi, che può essere il ritardo già dell'inserimento anticipato, può essere il ritardo perché un anno lo deve ripetere, un ritardo perché fatica a seguire la programmazione di classe. Questo non gli impedisce alla secondaria di secondo grado di intraprendere percorsi più virtuosi, e dei ritardi che non li fanno praticamente uscire dal nostro sistema scolastico. Ma se questi sono i cittadini del nostro futuro, e di cittadinanza volevo parlare con te, perché che cosa intendiamo per cittadinanza, ma purtroppo dobbiamo intendere una cosa sola. Questi speriamo siano i cittadini del nostro futuro, si sono formati qui, hanno fatto le scuole qui, e sono i cittadini del nostro futuro. Quali devono essere i cittadini del nostro futuro se ormai gli stranieri superano i 6 milioni di unità e sono il 10% nelle nostre scuole? Esatto. Sì, da ricordare che Mestre, lo ricordavamo un'altra volta, ha delle percentuali in alcune zone, tra cui Mestre Centro, tra cui Marghera, tra cui la zona di Chivignano Santa Barbara, in cui una piccola statistica molto limitata dei bambini tra i 0 e i 4 anni, quindi quelli che verranno nella scuola dell'obbligo, sono già il 50, il 60% del totale dei bambini di quella zona. Certo, in altre zone ci sono percentuali diverse e qui c'è un po' una concentrazione, se vogliamo, però c'è da tenerne conto. Io ti chiedo a questo proposito, ne abbiamo parlato anche in un altro incontro, una dirigente scolastica, quando vede arrivare i bambini in ogni momento dell'anno, cosa ha a disposizione? E i genitori italiani o altri genitori stranieri, perché non è detto che ci siano solo i genitori italiani, si lamentano perché magari vi dovete fermare un attimo o non vi fermate? Come si rappresenta questo tipo di difficoltà che c'è sempre stata, perché i ricongiungimenti spesso non coincidono con l'inizio dell'anno scolastico e in Italia, lo sappiamo, c'è l'obbligo scolastico, quindi il bambino arrivato deve andare a scuola in qualsiasi momento dell'anno. Come la risolvi questa? Una volta questi studi, questi bambini erano quelli delle famiglie che provenivano dal meridione d'Italia. C'era una differenza anche sul piano linguistico, perché l'uso del dialetto era anche più praticato rispetto oggi a un ambito tutto culturale. Il dialetto è stato rivalutato in ambito culturale, ma non in ambito di percorsi scolastici, tranne nelle regioni a statuto speciale, tra cui il Friuli, dove appunto c'è una legge apposita. Il Veneto, ad esempio, non è una lingua insegnata nelle scuole come lo è il friulano, a livello però volontario, una quota volontaria. Quindi ci sono sempre stati bambini di Don Milani, ci sono sempre stati bambini provenienti da contesti poveri culturalmente. E qual è la differenza? Che questi invece nuovi arrivi, che possono provenire da ambienti anche ricchi culturalmente, non conoscono il mezzo linguistico, non conoscono la lingua. E allora non riescono a inserirsi, a condividere, a partecipare alla vita scolastica.
Il bambino però ha la possibilità di impararla, i loro genitori fanno più fatica. Genitori inserito nel contesto lavorativo ha un apprendimento naturale dell'italiano, il genitore invece relegato a un ambito familiare non ce l'ha. Per questo con il comune, tu facevi parte del servizio immigrazione, i servizi offerti sono numerosi e importantissimi, il mediatore linguistico, mediatore culturale che ovviamente viene attivato qualora ci sia un neoarrivo in Italia nelle nostre classi, e poi i corsi di italiano per le mamme, in maniera adesso anche virtuosa, ma sicuramente anche questa è un'idea che tu hai portato avanti, andando a formare delle mamme tutor, cioè che possano poi formare altre mamme. Perché non è solo la conoscenza della lingua, fare il corso a scuola di italiano, noi ospitiamo i corsi del comune sia in una che nell'altra primaria, quindi parliamo di zone di Mestre centrali raggiungibilissime dalle lame anche con i mezzi di trasporto o semplicemente a piedi. Sono molto comodi, quindi loro accompagnano il bambino a scuola e poi si fermano direttamente al corso. Sono corsi intensivi, estensivi di varia natura e di vari anche livelli. Ma lì facciamo anche il modulo, quello in cui gli spieghiamo la scuola italiana, perché i sistemi di riferimento scolastici sono i più vari nel mondo e conoscerli tutti è anche difficile. C'è anche da dire che in un istituto come quello diretto da me, le nazionalità che siamo andati a contare sono al momento 32 nazionalità, ma in realtà noi abbiamo delle percentuali di alcune provenienze maggiori rispetto di altre, sono quelle che frequentano il corso, alle quali noi spieghiamo come funziona la scuola italiana, che è una scuola che non funziona semplicemente se la mamma e il papà non si rapportano con la scuola, se uno non viene alle riunioni, se uno non si confronta con la maestra, non va a ritirare il documento, non si informa di proprio figlio, cioè la nostra non è una scuola punitiva, non possiamo, cioè attraverso la costruzione appunto della relazione riusciamo anche poi a incidere sugli apprendimenti degli studenti. Perché anche queste famiglie ci devono credere nel percorso scolastico, cioè i primi devono essere la famiglia, anche sul piano educativo, poi interviene la scuola, ma ci deve essere un lavoro congiunto tra i due enti. E quindi questo lo facciamo all'interno dei corsi, il modulo, cosa dovete fare per il vostro figlio a scuola. E questi sforzi hanno successo o no? Sicuramente hanno successo per chi partecipa. Ma che percentuale andiamo ad alfabetizzare? È sempre una parte molto piccola, perché appunto, come dicevi tu, le presenze adesso non sono più quelli della legge, il 30% massimo, ma neanche il 40%, ma neanche il 50%, ma siamo molto sopra. Le altre famiglie, no, mi chiedevi... Se si lamentano, se ci sono ritardi, se non si fa il programma. Ne avete già parlato nelle scorse. E se una famiglia iscrive il proprio figlio in una scuola come la mia, ci crede a questi fenomeni interculturali, cioè ci credono che sia una classe migliore se è una classe multiculturale, multilingua, multireligiosa. Noi ci crediamo che siano scuole migliori delle altre, anche perché lo strumento linguistico noi lo forniamo in corsi paralleli apposta. Diamo a questi studenti la possibilità di apprendere l'italiano appena arrivano, almeno per quanto attiene alla lingua della comunicazione. Poi vengono inseriti nelle classi e questo è un modello che anch'io ho preso andando a vedere le scuole all'estero in molti paesi dove comunque il numero è elevato di alunni con provenienza straniera, e in Germania soprattutto adottano questo sistema. Noi l'abbiamo chiamata, perché era un progetto della regione, classe incubatrice, ed è una bella metafora, che questa incubatrice lasci per un periodo di tempo questi studenti a crescere e poi dopo che crescono per la competenza linguistica di base possono anche agganciare i saperi disciplinari, perché a scuola abbiamo le discipline che alla scuola primaria sono un insieme di discipline, l'ambito antropologico, l'ambito più scientifico, e invece già alla scuola media, alla secondaria di primo grado, sono proprio discipline, materie, cioè c'è il professore di matematica, poi arriva quello di tecnologia, arriva quello di storia, quindi sono delle conoscenze strettamente disciplinari.
Abbiamo però una disciplina che in realtà ce la giochiamo tutti, che è l'educazione civica. Allora lì abbiamo un numero di ore minimo che dobbiamo impartire, però di fatto è trasversale, quindi siamo liberi di aprire a progetti che siano interdisciplinari, e questo è un bel modo appunto questo sia nelle elementari, sì, che anche alla scuola secondaria. Alla scuola secondaria regolamentata abbiamo un numero di ore prestabilito e un'UDA che realizziamo appunto su tematiche di educazione civica, ma l'educazione civica è così ampia che noi invece ci inseriamo sempre l'aspetto interculturale. Ecco, e qualche punto di domanda, qualche pensiero, qualche domanda che ti sei fatta e a cui devi ancora dare una risposta rispetto alle criticità, intendo. Sì, il dialogo è difficile, bisogna avere delle competenze di comunicazione interculturale, mettersi nella posizione di ascolto. Dialogo con i genitori? Con i genitori, sì, con i genitori, anche con alcuni alunni però portatori di alcune istanze culturali forti. Non so, durante il periodo del Ramadan, allora qualche alunno dice ma io non posso fare questo. Si è fatto un incontro grazie all'ufficio immigrazione con alcune di queste mamme, abbiamo chiarito per tutti che cos'è Ramadan, perché allora il figlio dice che non può fare certe cose e abbiamo visto che c'è un Ramadan sì religioso ma anche molto culturale, quindi di alcuni aspetti culturali la scuola può dialogare. Su altri aspetti religiosi, se il Ramadan è obbligatorio per un credente islamico, ma su altri aspetti la musica la può fare, davvero non deve mangiare o ci sono delle deroghe, ad esempio nel caso di ragazzi giovani, di bambini o di ragazzi in alcune condizioni. Posso cantare, posso fare l'educazione fisica, ecco questi sono aspetti culturali, abbiamo capito. Che si possono discutere mediare con i genitori, allora magari si prova a discutere. Ecco, veniamo a un punto vicino a questo, no? Il rapporto tra la scuola e il sociale, cioè quanto quello che tu cerchi di raggiungere a scuola ha anche un impatto fuori e quanto quello che c'è fuori entra nella scuola. Se questa cosa che noi tante volte abbiamo pensato, perché va detto, noi quando parliamo di convivenza, integrazione, inclusione, usiamo il termine che vogliamo, diciamo sempre che la scuola è il primo livello, il primo laboratorio, possiamo dire, di incontro alla pari, perché i genitori non sono genitori stranieri, sono genitori che hanno delle provenienze, ma hanno un ruolo di genitori a scuola, no? Quindi abbiamo sempre valorizzato e valorizziamo la scuola come il laboratorio quasi più completo, no? Allora mi veniva in mente, insomma, che tipo di cose percepisci dal sociale e che tipo di messaggi riescono ad uscire con le vostre esperienze nel sociale. Non so se è una domanda complicata. È una domanda molto complessa, perché come dici tu, come prima agenzia, come primo laboratorio, come primo livello, vedo che la scuola funziona molto, perché noi crediamo nella persona, la maestra, l'insegnante è sempre valorizzato nel suo ruolo e ci crediamo molto. E questi processi a scuola funzionano con le difficoltà che ci siamo dette, ma si può intervenire. E poi funziona quando anche lavoriamo con il sociale, cioè quando lavoriamo con la cooperativa, con la società sportiva, con la parrocchia, col centro islamico. Funziona quando usciamo nella scuola, abbiamo degli eventi che appunto siete riconosciuti come tali. Siamo riconosciuti. Ma quando non lavoriamo noi o loro in sintonia, ecco, lì vedo le difficoltà maggiori dovute al fatto del tema della cittadinanza. Questo è lì. Non so cosa ne pensi tu, ma finché non si interviene normativamente è difficile, perché per noi sono tutti uguali e l'iscrizione per noi è obbligatoria. Sì, abbiamo quel piccolo la piccola discrimine se non hanno le vaccinazioni alla scuola dell'infanzia, ma ti assicuro che si fa di tutto perché le abbiano per iscriverli a scuola. Poi possono essere senza documenti di qualsiasi provenienza e a scuola ci devono venire. Come prevede la legge. Come prevede la legge, quindi per noi sono tutti uguali. Certo.
Ma fuori poi però non tanto, perché se non sono cittadini italiani alcune cose proprio non è che le possono tanto fare. Ecco, questo è un esempio molto chiaro, quindi di una parità, equilibrio, relazione che a scuola assume certe caratteristiche per il fatto stesso che la scuola ha questi presupposti di parità, di uguaglianza e di apertura, la scuola pubblica, dove però fuori queste cose pesano. Cosa ne pensi tu? Perché noi dovremmo essere bravi che quello che accade a scuola poi fosse poi portato fuori da scuola, ma come si può fare? Ma io credo che, se il mio parere, è che la scuola quando fa bene il suo lavoro all'interno, con le relazioni che dici, già dà un grosso contributo, quindi già dà un'idea di parità. Poi il sociale è fatto di tutto, è fatto dal lavoro, è fatto dalle istituzioni, è fatto dalle leggi e purtroppo, per esempio, la legge sulla cittadinanza ai minori, lo ius culturae come si diceva, non è passata e questo è un grosso che avrebbe permesso di dare una parità anche giuridica a molti bambini. Non è passata e chissà quando verrà riproposta e questo è un colpo un po' negativo rispetto a questo. Però quello che dici tu è importante, c'è questo divario tra quello che avviene nella scuola, che necessariamente ha i requisiti di parità, e quello che si vive fuori, lo possiamo dire molto chiaramente, l'abbiamo sentito in queste trasmissioni, non c'è una parità, un'equità tale, per esempio, sul fatto della libertà religiosa piuttosto che altre libertà, insomma, no? E è anche vero che la città ha bisogno di, diciamo, se sentiamo gli scienziati politici, di negoziazioni ulteriori. Questa è una città che è nata con delle persone che sono nate qui, che da 20 anni c'è un'altra componente, quindi altre possibilità che devono, anche di bisogni diversi, insomma, che potrebbero essere realizzati senza scalfire la nostra, diciamo, il nostro modo di vivere, o meglio facendoci ripensare di più quello che abbiamo vissuto finora e anche alle nostre identità stesse. Un'ultima domanda, visto che il tuo, sei una dirigente scolastica, è un ruolo di potere, è un ruolo di autorità, quantomeno, no? Quanto pesa questa rappresentazione rispetto alle famiglie, alle culture, alle persone? Cioè tu, donna e capo di un istituto, sei riconosciuta con questo tipo di... Sì, loro lo riconoscono anche perché io mi rendo sempre disponibile a incontrare, abbiamo alcune comunità che sono rappresentate da esponenti, sì. Io sono disponibile a incontrare. Allora, in quanto magari donna, alcuni esponenti mi riconoscono meno, ma in quanto responsabile dell'istituto devono riconoscermi e quindi in questo non c'è mai stato. Allora io mi pongo appunto nel mio ruolo istituzionale, non ho mai avuto... Sei riconosciuta come sì, la capa. Perché, ecco, mentre adesso noi in Italia qualche segretario comincia a essere donna, no, ancora loro hanno un'organizzazione che appunto gli esponenti sono al maschile. Però come riconoscimento, cioè, come poter invece veicolare alcuni processi, anche qui è un ruolo molto importante, ma allora si può lavorare attraverso l'istituzione di commissioni, scuole come l'istituto comprensivo che dirigo, la commissione intercultura è fondamentale, abbiamo le funzioni strumentali dedicate, il mediatore culturale a disposizione, lo avevamo proprio a disposizione anche settimanalmente, adesso è a richiesta, va benissimo, a richiesta ci va benissimo, viene coinvolto, per esempio oggi appunto ci siamo ricordati durante l'incontro con l'ufficio scolastico che possiamo convocarlo anche per l'esame orale dei nostri ragazzi
che si apprestano a fare l'esame finale di Stato, importantissimo. Se abbiamo un alunno che ancora l'italiano non lo mastica, ha la possibilità comunque di svolgere un esame e di avere il diploma per andare alla scuola superiore. Quindi in realtà riesco, poi le difficoltà sono altre, a volte anch'io. L'organizzazione è molto complessa, i protocolli vanno rivisti, bisogna essere in grado di percepire i cambiamenti. Questo cambiamento che è avvenuto nella città di Mestre, che è visibilissimo sotto gli occhi di tutti, ma molti non lo riconoscono, no? Ripensiamo a Ramadan e alla festa finale loro, la città cambia in quel giorno e la stampa però non ne dà rilievo, la scuola invece subisce molti contraccolpi. E chi non vuol vedere non vede, ma anche in ambito, parlavi del sociale e lavorativo, queste persone avranno chiesto un permesso lavorativo, a scuola ce l'hanno detto, ma anche magari non ce l'hanno detto, ma lo sappiamo che quel giorno c'è la loro... Un giorno di festa. È un giorno di festa. E perché non ne parliamo? E invece sembra quasi che questa cosa a livello dell'amministrazione venga. Invece i cambiamenti della città, ma se ne vuoi ricordare qualcuno tu, magari appunto anche il fatto che sorgano dei centri religiosi nuovi, non solo islamici ortodossi, perché adesso abbiamo la bellissima chiesa ortodossa che è una meravigliosa quella chiesa che vorrei molto visitare, anche a Venezia, e quindi sorgono anche dei centri religiosi importanti, ma i cambiamenti veramente sono sotto molteplici aspetti. Esatto. Sì. Io colgo quello che dici tu di questo ancora divario tra quello che si può vivere a scuola, anche nella tua scuola, e quello che c'è fuori. Quello che c'è fuori compete alle associazioni, anche come Mestre Mia, ai nostri dialoghi, di poterlo modificare, cambiare, sensibilizzare. E poi spetta anche a chi governa le città di prendere atto che c'è una realtà multiculturale e ci sono delle necessità concrete di dialogo, di mediazione e di conciliazione anche, perché alcuni conflitti sono assolutamente prevenibili. Ecco, c'è anche tutto un aspetto, adesso lo accenno, poi chiudiamo, che riguarda la cittadinanza, ma che riguarda anche l'organizzazione, i diritti che vanno dai permessi di soggiorno, ai tempi, a tutte queste cose qui, che hanno anche un impatto poi per chi usa i servizi, va nella scuola, che deve avere la tessera sanitaria. Questi ritardi hanno anche un impatto e danno un'idea di, come dire, di subordinazione, di messa in secondo piano, che non funziona in una società plurale come la nostra, dove tutti dovrebbero avere le stesse opportunità. Grazie Michele Manente. Grazie Gianfranco, grazie a Mestre Mia, grazie per l'invito. Finito. Fatto. Ho detto che era troppo poco, ti ho detto io. La volata, e qua sì, non abbiamo detto tante cose. Abbiamo detto quelle essenziali. Teorico